alziamo le mani, senti l'energia, muoviamo le braccia, 1, 2, 3. Carissimi, ben ritrovati in questa nuova puntata di A Tutto Grest, la rubrica nata per raccontare le esperienze estive nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità, in modo particolare appunto i Grest estivi che raccolgono negli oratori ragazzi, giovani, adulti per un'esperienza condivisa di festa e di gioco e di divertimento. Oggi la nostra puntata è speciale perché non siamo all'interno di un oratorio, bensì ci troviamo all'Isola dei Morti, dove le parrocchie dell'unità pastorale, le Grazie di Vidor, stanno passando un momento di insieme, di incontro e di gioco. Ma andiamo a conoscere questa esperienza, andiamo a conoscere i protagonisti e a vedere le immagini di questa giornata così speciale. La giornata di incontro dei Grest dell'unità pastorale Le Grazie di Vidor si è aperta con un momento di preghiera che ha dato il là alla giornata, a questo momento di condivisione e di festa, soprattutto tenendo conto della sacralità anche di questo luogo che ricorda appunto i caduti della prima guerra mondiale, un luogo allora che oggi ritorna a vivere con la gioia dei ragazzi, con i loro sorrisi, i loro momenti di festa, ma anche con un pensiero rivolto a chi su queste vie, su questi boschi ha lasciato la sua vita. Don Walter, parroco dell'unità pastorale di Vidor, vero? Siamo qui in una giornata speciale per i vostri Grest. Raccontaci un po' qual è questa iniziativa e come si svolge l'attività nelle tue parrocchie in questa estate particolare. Nell'unità pastorale Le Grazie il mese di luglio è dedicato ai Grest. Da una parte c'è Vidor e Colbertaldo che lo sviluppano nel pomeriggio, dall'altra parte c'è il riferimento a Moriago dove lo sviluppano al mattino. Da anni ormai c'è questa tradizione di vivere, viene chiamata il Palio dei Grest, l'occasione di una giornata insieme, tutta la giornata, in questa occasione qua all'Isola dei Morti, in cui i ragazzi si sfidano in tante abilità, occasione per condividere un momento di gioia e di festa insieme e anche un po' di competizione per vedere chi si porta a casa l'ambito premio di aver vinto il palio quest'anno, insomma. Una giornata speciale quindi oggi, ma dentro un percorso che già da qualche giorno, da qualche settimana le vostre parrocchie stanno vivendo. Qual è il tema che state affrontando insieme e come lo stanno vivendo i ragazzi? Siamo già alla terza settimana di questa esperienza, la tematica è Bella Fra, in riferimento agli 800 anni dalla morte di San Francesco, quindi prendere spunto da alcune indicazioni, alcune testimonianze, alcune esperienze vissute da San Francesco per tradurle poi nella nostra quotidianità, a iniziare dalle giornate del Grest dove cerchiamo sempre di dare degli stimoli per tradurre nella concretezza della giornata questi semplici insegnamenti. È un'occasione anche da vivere come parrocchia perché i due Grest sono ambedue parrocchiali e quindi condividere dei valori e momenti di crescita importanti che culminano poi anche con la proposta di essere presenti alla messa domenicale dove animare la celebrazione per condividere tutto questo anche con le comunità. Allora è un'occasione speciale per mettere insieme le varie comunità in un momento di festa, di gioco, di condivisione. Don Walter, quali sono un po' i numeri di questi Grest e di questa giornata? A Colbertaldo e Vidor abbiamo più di 70 bimbi e una quindicina di animatori supportati anche da una decina di mamme che collaborano per i vari laboratori. Dall'altra parte a Moriago abbiamo un 120 bambini iscritti, una quarantina di animatori che coordinano e curano sia i laboratori, le varie attività e i giochi previsti. Giubilate, in libertate. Siamo qui con Andrea, animatore del Grest di Vidor e Colbertaldo. Andrea, prova a raccontarci come si svolge il Grest a Vidor e Colbertaldo, la giornata tipo. La giornata tipo, escludendo il mercoledì, che come oggi siamo in uscita, siamo qui all'Isola dei Morti. Le altre giornate sono strutturate con l'inizio all'accoglienza dalle 2 alle 2:30, dalle 2:30 alle 3:15 facciamo il Don fa il momento formativo dove parla di argomenti che ci aiutano a crescere
Dalle 3:15 alle 4:30 c'è il momento dei laboratori, dove i ragazzi si dividono nei 4 laboratori e lavorano in questa ora e un quarto. Dalle 4:30 alle 5 c'è la ricreazione, dove passano il tempo a rilassarsi un po', per poi riprendere dalle 5 alle 6:15 con i giochi, e la chiusura alle 6:15 col ballo. Una giornata impegnativa, piena di attività. Come sono i bambini? Sono contenti di venire al Grest? Sì, io li vedo molto contenti, li vedo molto anche attivi, e quindi è anche bello trovare i bambini che si divertono, che ti fanno passare una bella giornata. Valentina, animatrice, coordinatrice del Grest di Moriago della Battaglia. Raccontaci un po' come funziona il Grest nella vostra parrocchia. Allora, noi iniziamo alle 7:45 con l'accoglienza dei bambini, fino alle 8:30 sono liberi di giocare, aspettiamo che arrivino tutti a seconda delle esigenze delle famiglie. Poi abbiamo la mattinata divisa in vari momenti. Il primo momento è il momento di preghiera, dalle 8:30 alle 9, 9:15, dopodiché ci sono balletti e merenda, e poi dalle 9:30 alle 11 fanno dei laboratori creativi che sono organizzati sulla base dell'età del bambino. Cioè il bambino di prima elementare ovviamente farà un laboratorio più adatto alle sue capacità, piuttosto che il bambino di terza media farà qualcosa di più difficile, come pittura su vetro, pittura su ceramica, mentre il bambino di prima elementare magari punteggia il cartoncino, fa l'acquario colorato. E alla fine, dopo alle 11, ci sarà invece il momento dei giochi di squadra o dei tornei a seconda dei giorni. Quest'anno facciamo dal lunedì al giovedì giochi di squadra e il venerdì dedicato ai tornei, che sono il torneo di calcio, pallavolo, calcetto, di un gioco che noi chiamiamo Bo, ma in realtà è il Tam Tam, abbiamo scoperto il vero nome, e ping pong. Dopodiché alle 12, 12:15 i genitori vengono a ritirarli e si va tutti a casa, ci si prepara e ci si riposa per il giorno dopo. Inoltre durante il Grest ogni settimana c'è una giornata speciale. La prima settimana facciamo il cinema all'aperto, quindi il venerdì sera accogliamo i ragazzi dietro nel campo che portano la coperta, le sedie e si guardano il cartone animato o il film da noi deciso, in modo anche da dare un po' di respiro ai genitori per una serata libera. La seconda settimana andiamo in gita in piscina, di solito lo facciamo di sabato, così da far sì che chi non può partecipare o non vuole partecipare non perda una giornata di Grest. La terza settimana siamo qui a fare il palio dei Grest e la quarta settimana c'è la serata finale che si conclude con il laboratorio di teatro, i balletti, le premiazioni dei tornei e la mostra dei lavoretti che hanno eseguito i ragazzi durante le 4 settimane. Valentina, cosa ti porti a casa dell'esperienza di animatrice di questo tempo passato con i ragazzi, i bambini e gli animatori? Molti mi dicono che sono matta perché ormai sono più di 25 anni che faccio l'animatrice io. Vengo a casa, mi porto a casa i sorrisi, mi porto a casa anche la fatica, dobbiamo essere onesti, però la gioia di vedere i bambini giocare insieme, di essere contenti di passare delle giornate diverse. Gioia, tanta gioia di solito, tanta fatica insieme a tanta gioia. E poi devo essere onesta, è bello anche vedere che ci sono degli animatori giovani, quindi di 15-16 anni, che sono lì e passano le loro mattine e anche i loro pomeriggi spesso ad aiutare, che forse è più difficile coinvolgere gli adolescenti che i bambini piccoli. La gioia scoppia tra le mani che battono a tempo di una canzone. Cristina, raccontaci un po' com'è questa giornata, com'è strutturata l'attività, soprattutto dei ragazzi più grandi. Allora, per i ragazzi più grandi abbiamo pensato di fare un gioco nel quale devono trovare gli animatori che sono nascosti e hanno un fischietto. Con il fischietto devono farsi trovare, esatto, però nell'ordine giusto. Quindi seguendo la storia di San Francesco devono trovare i vari animatori fino ad arrivare al disegno di San Francesco, che è nascosto ovviamente nella chiesa qui all'Isola dei Morti. Cosa vi piace di questa giornata del Palio? La competizione fra compagni, ma anche lo spirito di squadra che abbiamo appunto con i nostri compagni di squadra. Incontrare anche le persone di Vidor, di altri Grest, giocare e divertirsi insieme agli amici e stare insieme. Come sono gli animatori? Gentili e ci aiutano quando magari non riusciamo a capire un indizio. Cosa vi piace di questa giornata del Grest?
Beh, si possono rafforzare le amicizie e quindi è molto bello incontrarsi con gli amici che magari non si vedono da un bel po', e anche la competitività è molto divertente e fa anche bene stare un po' all'aria aperta. Stare tutti insieme e collaborare in squadra. Stare tutti insieme e stare a contatto con la natura. Abbiamo visto in questa giornata tante maglie diverse, colorate e anche con un simbolo, con un logo. Cosa significa, Jonathan? La scritta Bella Fra significa un'amicizia, quando un amico e un altro amico si incontrano e fanno tipo così: il nostro saluto del Grest è questo, fai 1, 2 e poi fai Bella Fra. Eva, cosa ti piace di più del Grest? Allora, mi piacciono tanto gli animatori, stare con i miei amici e i giochi, un po' di velocità, ecco. Allora sei contenta di andare al Grest? Sì, ogni estate infatti ci vado, sono molto contenta. Maddalena, perché ti piace andare al Grest? A me piace molto andare al Grest perché ci sono tutte le mie amiche e mi diverto molto e ci sono dei giochi molto divertenti, è sempre un modo per stare in compagnia e passare il pomeriggio. A me piace stare con le mie amiche e mi piace giocare. Perché mi diverto. Perché si sta in compagnia con gli amici. Per gli animatori, lavoretti e giochi. Giochiamo a Yu-Gi-Oh!, ci divertiamo. Da quanti anni vieni al Grest e perché ti piace partecipare? Vengo da 3 anni e mi piace partecipare perché giochiamo tutti insieme e ci divertiamo. Nei tuoi sorrisi, sul tuo volto la sua immagine e in tutto quello che fa. Siamo qui con Laura del Grest di Vidor e col Bertaldo. Cosa vuol dire da adulto aiutare gli animatori e i ragazzi in questa esperienza? Altri anni ho partecipato al Grest, da adulto mi arricchisce sempre le giornate trascorse insieme ai ragazzi e anche agli animatori. Cristina, ti piace fare l'animatrice al Grest? Certo, mi piace un sacco, è molto divertente e soprattutto dà molta soddisfazione con i bambini e con i ragazzi ovviamente. Poi organizzo i giochi, quindi vedere loro che si divertono, mi diverto anche io, è davvero molto bello. Tra animatori com'è il rapporto? C'è collaborazione? Sei contenta di questa esperienza? Sì, assolutamente, si impara ovviamente a collaborare, però è molto divertente, soprattutto perché ci si conosce, ci si vede ogni giorno e quindi si crea anche un legame molto profondo tra di noi. In questa magica danza. Don Walter, quanto è bello, quanto è importante che delle comunità, dei Grest si trovino insieme a passare una giornata nell'ottica della condivisione, nel gioco, nel divertimento, ma anche continuando a portare avanti quei messaggi che al Grest vengono proposti. Beh, penso sia un aspetto importante, come altrettanto importante, forse non abbiamo accennato, è quello che almeno noi cerchiamo e penso sia un po' dappertutto, una formazione degli animatori unitaria. È da 2 anni che cerchiamo di portare avanti questi incontri di formazione perché il progetto è unitario pur nelle diverse realtà che acquistano sfumature anche diverse, ma l'unicità del cammino assieme pur nella diversità è un arricchimento per tutti. L'idea è nel proseguio anche di individuare altre occasioni da condividere. Si sta pensando al mandato degli animatori in un'unica parrocchia per tutte e 4 le parrocchie ad esempio. Sono iniziative che penso abbiano una prospettiva e abbiano un significato e un valore proprio in riferimento al collegamento con le parrocchie di cui si proviene. Si conclude qui questa 4ª puntata di A Tutto Grest dal Palio dei Grest dell'Unità Pastorale Le Grazie di Vidor. Salutiamo e ringraziamo Don Walter e tutte le comunità che ci hanno ospitato. Si conclude qui anche questo nostro primo percorso di A Tutto Grest. Ci troveremo probabilmente tra qualche settimana con la fine di agosto e i primi di settembre con i Grest che si sviluppano in quel periodo. Ricordo che potete rivedere questa puntata sul sito www.latendatv.it o sul sito dell'Azione. Un caro saluto a tutti voi. Con tambore e guida andiamo a festeggiare.